Buongiorno a tutti voi e buon 25 aprile. Appena terminato poco fa la videoconferenza del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica col prefetto, con il presidente della provincia, con le forze dell'ordine, dove abbiamo analizzato e approfondito il tema della ordinanza numero 42 della Regione del Veneto che è stato emanato ieri, è stato pubblicato ieri sera. Allora ci sono alcune novità che vi dico subito. Allora, la prima cosa è che c'è un cambio, diciamo, si ritorna indietro nuovamente, e cioè sapete che il governo aveva stabilito una distanza minima di 1 metro tra di noi, no? La distanza sociale di 1 metro per qualunque attività si facesse. La Regione del Veneto aveva scelto di mettere 2 metri, adesso torna indietro, quindi si adegua allo standard nazionale, quindi adesso dobbiamo stare distanti 1 metro. Poi se vogliamo stare distanti 2 metri chiaramente meglio, nel senso che così evitiamo maggiormente il contagio. Ricordiamoci sempre che quando usciamo dobbiamo avere la mascherina messa sul naso e bocca e avere i guanti oppure il gel idroalcolico con noi. Se si entra nei negozi in particolare non basta il gel idroalcolico, dobbiamo proprio avere i guanti. Ricordiamocelo sempre perché questo vale per qualunque tipo di situazione. Bene, ci sono alcune novità, quindi vengono accolte tutta una serie di richieste che avevamo fatto come sindaci, finalmente importante. La prima è che finalmente si può fare l'orto. Sapete che non era possibile se non attraverso le ditte o se non era attaccato a casa, c'erano grossi problemi. Finalmente l'orto si può fare, anche orti sociali, anche orti comunali, quindi possiamo effettuare questa attività, così come adesso è palese che finalmente sono aperti vivai e aziende florovivaistiche, si può andare a comprare le piantine. C'era una gran confusione, adesso si può fare con certezza, ed è stata accolta anche la nostra proposta di finalmente poter fare legna. Quindi si può andare nel bosco a fare il taglio. Questa era una cosa molto importante, sempre con le massime precauzioni, chiaramente sempre poche persone per volta. Si può inoltre entrare nei cimiteri, qua c'era un po' di confusione, adesso è consentito entrare nei cimiteri, sempre stando molto distanziati, comunque si può fare, e sono stati tolti finalmente i turni dei negozi per bambini, cartolibrerie e librerie, che adesso invece potranno rimanere aperti diciamo durante la settimana. Quindi questa è una novità importante perché stavano creando più assembramento che non lasciandoli aperti maggiormente. Poi ci sono due novità importanti. La prima è che chi deve fare attività edilizia libera, cioè quelle manutenzioni nelle case, negli immobili per le quali non è necessario andare a scrivere al comune, a chiedere l'autorizzazione, tutte quelle piccole cose si possono fare adesso, così come si possono fare quelle attività sempre di manutenzione, sempre edilizie, soggette a CILA, sono quelle comunicazioni di inizio lavori asseverate, si chiama, quindi sono piccoli lavori, però questi adesso finalmente si possono fare ed è importante. L'ultima novità riguarda l'asporto, che avevamo fortemente caldeggiato, quindi si può andare, adesso non occorre più cioè si può sempre portare a casa a domicilio ovviamente da mangiare, le nostre pizzerie, ristoranti, bar eccetera eccetera, ma adesso possono anche darceli, diciamo consegnarceli al momento, quindi il famoso take away, no? Il famoso asporto. Attenzione però, si può fare esclusivamente nel nostro comune di residenza, quindi non si può andare nel comune dove siamo, quindi non si può andare in un altro comune a farlo, e si può esclusivamente fare su prenotazione, cioè io devo per forza telefonare o prenotare via internet e posso passare esclusivamente a pagare, prendermi la cosa e andarmene via, naturalmente maschere, guanti eccetera, e naturalmente devo stare il meno tempo possibile. Se devo entrare nel locale si può entrare uno per volta, assolutamente vietato il consumo in loco, cioè proprio assolutamente le cose vanno prese e portate via subito, però almeno finalmente è consentito anche il take away, quindi l'asporto, che è una cosa sicuramente importante che spero possa dare una mano in più a tutte le nostre attività economiche, i nostri pubblici esercizi. Al prossimo aggiornamento vi ricordo che queste misure valgono fino al 3 maggio. E vi ricordo anche che non conosciamo ancora le regole dal 4 maggio, quindi vi prego di aspettare a fare programmi o a diffondere notizie, perché in questo momento non abbiamo ancora le regole nazionali, le stanno studiando, le stanno preparando, forse stasera ci diranno qualche cosa e dopo capiremo alla fine con decreti alla mano cosa effettivamente possiamo fare e cosa non possiamo fare. Per il resto tenete duro, coraggio, andiamo avanti e sempre buon 25 aprile. A presto!